Io spero veramente che ci sia un senso di responsabilità in questo caso e protestare è giusto, protestare è lecito, niente da dire, ma che venga fatto nei giusti termini senza insomma esagerare in questo caso e creare effettivamente veri e propri disordini. Così la vicepresidente nazionale di Confindustria, la trevigiana Maria Cristina Piovesana, guarda le manifestazioni promosse nel fine settimana in tutto il Veneto dal fronte No Green Pass. L'attenzione e le preoccupazioni sono tutte su Trieste, dove sono attesi 20.000 manifestanti, ma eventi collaterali sono previsti in tante altre piazze, elenco che si sta allungando di ora in ora da Belluno a Treviso, passando per Bassano, Rovigo, Padova, ma le motivazioni di questa onda di protesta, dice il virologo Pregliasco, sono diverse dalle ragioni della scienza, anzi incompatibili. Io credo che ciò che si sta vedendo in Inghilterra, in Russia, in altre nazioni, faccia vedere oggettivamente che siamo ancora in mezzo a una situazione non piacevole. Fronte No Green Pass che resta comunque minoritario dentro le fabbriche del Veneto, dove la produzione, trainata da una fase di crescita, continua. Direi insomma che vedo che le cose stanno andando nella giusta direzione, nel senso che oggi c'è un controllo e le aziende al momento non si sono fermate. A reggere l'onda d'urto anche il settore pubblico con la vistosa eccezione di trasporti, a Treviso è ancora in corso il braccio di ferro tra società MOM e autisti Novax. Non è rimediabile, è inutile dire che proprio sul trasporto c'è questo effetto sull'utenza perché appunto le assenze non possono essere facilmente ripianate con tutta la buona volontà perché ovviamente gli autisti devono essere formati, devono avere delle abilitazioni la cui acquisizione non è semplicissima. E questo con il governo che sta valutando un'ulteriore estensione della terza dose a nuove fasce e categorie. Lo ha detto il ministro Speranza alla Camera, lo ribadisce il collega bellunese D'Inca che lancia un nuovo appello a immunizzarsi. Arriva d'inverno, siamo tutti chiusi all'interno, le problematiche vengono avanti e ci sarà ancora contagio perché non c'è una vera immunità di gregge, perché questo è un virus molto molto veloce e quando saremo tutti chiusi in casa durante le festività dobbiamo in qualche maniera avere la massima sicurezza.